Buongiorno a tutti. Questo incontro che facciamo in rete per motivi evidenti discuterà del tema della sostenibilità demografica. Si inserisce nell'ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, a cui partecipa anche ASVES. Lo svolgiamo in collaborazione con l'Università di Padova, la Facoltà di Statistica, che ci ha aiutato anche negli anni scorsi su questi temi, e vogliamo sottolineare soprattutto diciamo la grande difficoltà a mantenere livelli di natalità, quindi livelli di crescita demografica che siano poi sostenibili nel nostro sistema sociale, economico e poi i servizi e di tutto quello che è collegato. Quest'anno ci sono anche alcune novità importanti rispetto alle discussioni fatte negli altri anni, in particolare il tema di un intervento più deciso e finalmente finalizzato alla natalità sul discorso dell'assegno unico per i figli, per le famiglie, e quindi avremo occasione anche di fare non solo l'analisi della situazione, ma anche di cominciare a esaminare alcune proposte, alcuni effetti che ci auguriamo queste proposte possano avere rispetto all'obiettivo della sostenibilità. Per quanto riguarda l'Agenda 2030, questi temi riflettono soprattutto le questioni naturalmente dell'eguaglianza, quindi il tema del nostro articolo 10, del nostro Goal 10, che ovviamente non c'è nel momento in cui le famiglie sono, tra virgolette, svantaggiate rispetto alla possibilità di avere una crescita, diciamo così, regolare, ma si pone anche il tema della parità di genere, quindi il tema del lavoro, il tema delle condizioni delle donne, e quindi sicuramente anche in questo caso il taglio è fortemente legato appunto a una sostenibilità sociale, oltre che a una sostenibilità di tipo economico o di tipo ambientale. Ecco, di questi temi parleranno persone molto competenti e da tempo impegnate su queste realtà, che saranno coordinate da Lorenza Leonardi dell'ASVES, a cui io cedo volentieri la parola, augurando a tutti un buon lavoro e una proficua capacità anche di mettere in campo idee e proposte. Grazie Giorgio, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento agli ospiti che sono con noi questa mattina, il professor Giampiero Dalla Zuanna dell'Università di Padova, la professoressa Maria Letizia Tanturri, sempre dell'Università di Padova, e stiamo aspettando l'onorevole Stefano Lepri, che dovrebbe collegarsi a breve, in quanto firmatario di una delle proposte di legge che andremo a vedere tra poco sull'assegno unico per i figli. Come diceva Giorgio Santini, il compito di ASVES, per chi è collegato e non la conosce ancora, Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, è quello di promuovere la consapevolezza, ma non solo la consapevolezza, anche le azioni necessarie, le misure, le strategie su tutti i temi della sostenibilità e dello sviluppo in modo integrato, affinché siano coerenti e rispettosi anche delle indicazioni che vengono dall'Agenda 2030 dell'ONU proprio sullo sviluppo sostenibile. ASVES è un'associazione che ha messo in campo anche quest'anno un festival sui temi della sostenibilità e dello sviluppo, un festival che ha già abbracciato delle interessanti iniziative nei giorni scorsi e che oggi vorrebbe approfondire e mettere maggiormente a fuoco uno dei temi, forse tra i temi più trasversali, tra i tanti temi della sostenibilità che si impongono oggi all'agenda sociale, culturale e politica dei nostri paesi, ed è il tema della sostenibilità ambientale, della sostenibilità demografica, scusate. Infatti il titolo, il tema che abbiamo dato al webinar di questa mattina
è proprio questo: è ora di agire per la sostenibilità demografica, per sostenere nuclei familiari e per rafforzare le politiche di genere. Ecco, avete tutti chiaro come queste tre aree, questi tre ambiti siano fortemente integrati e trovino dei legami e delle coerenze, oltre che delle complementarietà importantissime, soprattutto sul terreno dell'analisi, ma anche della proposta e delle proposte che spero già dal webinar di questa mattina proveremo a recuperare, a rimettere in fila. E detto questo, non voglio sottrarre tempo ai relatori perché avremo un'ora e mezza circa di analisi e riflessione insieme a loro. Proveremo a riservarci un tempo anche se dovessero esserci delle domande da parte dei partecipanti. Con noi c'è anche Matteo Mascia che ci guida e ci assiste nella gestione eventuale delle richieste che possano venire. E quindi introdurrei subito anche il primo relatore, il professor Giampiero Dalla Zuanna, che assieme a noi proverà a mettere maggiormente a fuoco il tema della sostenibilità e della questione demografica. Si occupa, lo conosciamo in tutti, Dalla Zuanna si occupa da molto tempo, da sempre, direi che è il nostro faro su queste tematiche ormai da molti anni, e ci ha sempre aiutato anche a fare uno scavo profondo della complessità del tema e delle implicazioni che questo tema ha sulle questioni più generali, sui temi più generali. Io chiederei a Giampiero di aiutarci in questa riflessione che parta sicuramente da alcuni dati, dalla necessità di rimettere a fuoco alcuni dati seri che aggrediscono il tema della demografia nel nostro paese, in Europa, e se riusciamo anche a vedere in uno spazio aereo più ampio, ma anche di soffermarsi un po' di più con noi a scavare su quelle che possono essere delle iniziative, delle proposte urgenti sulle quali sicuramente ASVES, ma credo assieme a tutti gli attori istituzionali, politici e sociali che sono collegati a questo nostro sentire, a questa nostra riflessione, possono aiutarci a fare. Io avevo recuperato, Giampiero, due dati da alcune analisi che avevi fatto proprio tu, ed erano sostanzialmente queste due. Intanto il calo della natalità nel nostro Veneto, per partire da qui e poi aprire, andare a vedere più in grande che cosa succede. Allora, il calo della natalità è un dato molto molto preoccupante, perché nel 2012 in Veneto erano nati 44.400 bambini, nel 2012. Nel 2019, io ho preso i dati, quindi all'anno scorso, mi scuso, quelli aggiornati a questi mesi, sono 35.000, quindi un calo del 20% in soli 6 anni. Questo è il primo focus, il primo elemento che io metto, come dire, in evidenza, perché è collegato sicuramente alla situazione generale della vita delle famiglie, della vita sociale, ma anche della vita economica del paese, è collegato, rilanciando poi la riflessione anche alla professoressa Tantanturri, alla questione di genere più ampia, perché il ruolo, come dire, e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in alcuni paesi d'Europa risulta essere sicuramente vincente dal punto di vista della natalità. Qui da noi invece c'è un legame stretto tra il dato di disoccupazione importante e invece un calo anche della natalità per le donne. Però lo vedremo dopo con la professoressa. Ritorno ad Dalla Zuanna, quindi il calo della natalità. C'è un altro dato che preoccupa moltissimo, che è quello dell'invecchiamento. Io recupero sempre le tue indicazioni e le tue analisi. Il tasso di dipendenza degli anziani, che è quel tasso, quel rapporto tra gli over 65 e la popolazione invece attiva dai 15 ai 64, vede un drastico cambiamento. Nel 2009 era del 29,7 questo tasso di dipendenza, significa che 29 anziani su 100 come dire, dipendevano dalla popolazione attiva.
Nel 2019 il tasso è salito al 35%. La previsione che facevi era che si potrebbe arrivare a un 60% nel 2040, quindi solo tra una ventina d'anni. Ora, ecco, questo è il quadro, se vogliamo, quantitativo del problema demografico. Le domande che io porrei al professor Dalla Zuanna sono quindi due inizialmente. La prima, intanto vediamo se questi dati sono da spunto per una riflessione più ampia su un quadro di analisi che magari ci puoi apportare, soprattutto nei trend che si stanno evolvendo su questa materia. E poi quali sono, mi piacerebbe molto mettere a fuoco anche quali sono le conseguenze e l'impatto che che una questione critica sulla demografia e sulla denatalità può produrre nella nostra regione, nel nostro paese e in un ampio arco geografico che possiamo vedere. Riserverei ad un secondo giro, se siete d'accordo, la riflessione invece sulle proposte. Se riusciamo prima a mettere a fuoco numeri e impatto per poi andare a verificare invece che cosa possiamo realisticamente proporre, fare a partire da ognuno di noi con i singoli comportamenti, ma anche con delle proposte di strategia generale e di strategia politica sociale più ampia. Ti lascio la parola, Giampiero, sperando si aggiunga tra un po' con noi anche l'onorevole Lepri, che non vedo ancora. Grazie. Sì, Collega il microfono. Buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Anticipo subito che per chi sia interessato a un'analisi più distesa, più tranquilla su queste cose, può vedere un documento che ASVES ha prodotto assieme al Forum di Limena e che è rintracciabile, credo, proprio sul sito di ASVES, no? In cui ci sia un'analisi proprio più generale degli andamenti della demografia nel Veneto, e in Italia nel Veneto, in una comparazione anche europea, e poi c'è tutta una serie di proposte che possono scaturire da questo tipo di analisi. Detto questo, cerchiamo di rispondere brevemente alle domande di Lorenza Leonardi. Ma insomma, partiamo proprio dalle conseguenze più immediate e che tutti possiamo vedere di quel, diciamo, chiamiamolo drammatico declino delle nascite, drammatico in senso, se volete, anglosassone, il significato che ha la parola, no? Cioè, che non vuol dire che stiamo tutti morendo, ma che c'è un forte cambiamento dal prima al dopo. Un 20% di bambini in meno si riflette immediatamente in alcuni fenomeni che tutti stiamo vivendo. In particolare stiamo vivendo nei decine di migliaia di luoghi anche in Italia e anche nel Veneto, forse in Veneto sono meno di decine di migliaia, ma ce ne sono tanti, in cui il calo del numero di bambini sta portando in modo diretto a una sofferenza dei servizi dedicati ai bambini. Cioè è evidente che se in una frazione di 1000 abitanti prima nascevano 10-15 bambini, era possibile tenere in piedi una scuola per l'infanzia. Se adesso ne nascono 7-8, la scuola per l'infanzia si chiude, non sta in piedi, cioè non è economicamente sostenibile, ok? Per esempio. Ma se chiude la scuola per infanzia è molto difficile che una nuova famiglia giovane si decida di mettere su casa in quella stessa frazione, si trasferirà da un'altra parte. Ma se le famiglie giovani cominciano a trasferirsi da un'altra parte, cosa succede? Succede che chiude il negozio di alimentari. Ma se chiude il negozio di alimentari, allora gli anziani non sono più in grado di farsi la spesa da soli. Ma se gli anziani non sono più in grado di farsi la spesa da soli, allora tendenzialmente l'anziano, se può, si trasferisce da un'altra parte dove vive suo figlio per poter vivere vicino a lui. E così via. Questi sono fenomeni che stanno accadendo in tutta Italia, sono già accaduti in ampie aree dell'Italia, in particolare nell'Appennino montuoso, ma anche nelle nostre colline, e hanno portato allo spopolamento di interi territori. Ma lo spopolamento di interi territori porta al fatto che non c'è più cura del territorio, quindi non c'è più cura delle acque, non c'è più cura dei terreni,
non c'è più sfalcio delle erbe e così via. Per questo c'è un'immediata, anche se lenta e non è che la vediamo da un giorno all'altro, no? Però le conseguenze si cominciano a vedere. C'è una ripercussione forte di un declino demografico che parte proprio dal declino del numero di bambini, al declino del numero dei giovani, su tutta la struttura sociale e anche sulla sostenibilità territoriale. Per questo ha senso di parlare di sostenibilità demografica e di parlare di sostenibilità demografica all'interno di un ragionamento sulla sostenibilità più generale, anche di tipo territoriale. Quindi questo è il primo punto. Poi c'è un altro punto molto importante che è più, se volete, qua chiedo perdono a Matteo Mascia se dico stupidaggini, ma magari mi correggerà, sul un discorso di etico anche rispetto a queste cose. Cioè, il discorso di avere un figlio è una delle, chiamiamolo così, insomma, non è che sia un diritto avere un figlio, però è una delle aspirazioni che le persone, che molte persone, quasi tutti hanno, e che c'è una, come posso dire, consolidata idea nell'opinione pubblica che sia una cosa bella e giusta che una persona possa soddisfare i suoi desideri di fecondità, avere 1 o 2 bambini, ognuno ovviamente secondo il suo desiderio, secondo le sue inclinazioni e così via. E anche, se volete, un discorso di tipo costituzionale, no? Quando si parla si dice che la Repubblica sostiene le famiglie, tra l'altro scrivendo anche con particolare attenzione alle famiglie numerose in un articolo della Costituzione. Allora, se le persone si trovano in un certo senso compresse in questo, chiamiamolo diritto, in questa loro aspirazione, io non uso la parola diritto perché non si può parlare di diritto ad avere un figlio, perché questo ci porterebbe verso verso, come si chiama, dei declivi molto pericolosi. Però questa aspirazione ad avere un figlio, se questa cosa non è possibile o è molto difficile da raggiungere, noi abbiamo alcune, come posso dire, uno dei motivi per cui le persone vivono e vogliono andare avanti, vogliono costruire una loro storia familiare, una loro storia anche che si proietta anche verso il futuro, che sempre più gente non riesce a farlo. Magari ne parlerà anche di questo Maria Letizia Tanturri, ma vi anticipo un dato che così glielo rubo a lei. Noi stiamo facendo proprio un lavoro che è stato finanziato dal gruppo di ricerca finanziato dalla Cariparo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova, Rovigo, che studia le persone senza figli, no? Perché il Veneto ha il record mondiale del numero di donne, in particolare senza figli. Correggimi se sbaglio, Maria Letizia, ma fra le donne venete di 42 anni, il 25% non ha figli. È un dato scioccante se teniamo conto che fra le loro madri e le loro nonne non si arrivava al 10-12%. Quindi c'è quest'altro fenomeno proprio di gente che non riesce ad avere neanche un figlio, no? E non pensate che questo sia dovuto a motivazioni fondamentalmente biologiche, perché in realtà la biologia della riproduzione è cambiata in modo molto, molto lento, ammesso che sia cambiata. Quindi è proprio un problema di rinuncia di queste donne. Molte di queste donne si trovano a rinunciare, a rinviare e poi rinunciare ad avere un figlio. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va anche da questo punto di vista. E questo è il secondo punto. Il terzo punto molto importante che spesso viene trascurato è un problema di pari opportunità, ossia ora avere un certo numero di fratelli, avere un numero crescente di fratelli, tutte le statistiche, tutte le ricerche mostrano che penalizza le persone. Cioè da un punto di vista psicologico e da un punto di vista della pienezza della vita, più fratelli si hanno, più bello è tendenzialmente. Si hanno molti rapporti, si hanno molte possibilità di interazione e così via. Poi dipende da che fratelli si hanno naturalmente, no? Perché sono anche fratelli coltelli. Ma da un punto di vista economico, certamente avere un numero di fratelli è penalizzante, perché a parità, per esempio, a parità di stipendio dei genitori, si vede, si dimostra che la probabilità di studiare per i figli cala
al crescere del numero di fratelli che si hanno. Quindi, siccome non sono i bambini che scelgono quanti fratelli avere, è evidente che in qualche modo questo definisce un'impari opportunità. Del resto questo è abbastanza, se ci pensate, è abbastanza logico, cioè se io sono figlio unico, per esempio, sarò l'unico nell'asse ereditario dei miei genitori. Se io ho 2 fratelli, 3 fratelli, tutto dovrà essere spartito. Se io invece, e questo appunto vale sia quindi nella prospettiva delle risorse mie disponibili, ma anche nelle risorse disponibili quando sono piccolo, quando vado avanti nel tempo. Quindi da questo punto di vista, se io ammetto che una delle funzioni dello Stato sia quello di stabilire pari opportunità fra i suoi cittadini, e questo è un concetto abbastanza, secondo me, condivisibile di eguaglianza. Cioè l'eguaglianza non è dire che dobbiamo essere tutti uguali in tutto, ma che almeno le opportunità che abbiamo dovrebbero essere, se non dico uguali, che è impossibile, ma almeno tendere verso l'eguaglianza. E questo, ma ne parleremo in un successivo intervento, adesso mi taccio, questo è una delle giustificazioni forti, a mio avviso, della legge di cui dovremmo parlare anche oggi, che è quella dell'assegno unico per i figli, no? Perché è bene che ci sia un plateau, ci sia una base in cui su cui tutte le persone possano contare per poter poi maturare i propri talenti e sviluppare le proprie opportunità. Se si parte già con l'handicap, se si parte già svantaggiati, vi ricordate il significato della parola handicap, no? Handicap voleva dire, quando c'erano le corse dei cavalli, quando c'era un cavallo che si sapeva che era più veloce degli altri, lo si faceva partire più indietro, perché se no non aveva senso scommettere, no? Perché è chiaro che vinceva sempre lui, per cui le scommesse saltavano e quindi partivano più indietro. Ora ci troviamo con i ragazzi che hanno più fratelli che partono con l'handicap, cioè partono indietro. Solo che non è detto che siano più veloci degli altri, magari fosse così. Rischiano di tenersi questo handicap per tutta la vita. L'idea è che lo Stato, ma non solo lo Stato, possono essere anche altre entità, intervengano per ridurre questi handicap che sono collegati proprio alla impari opportunità che si vengono a creare a seconda del numero di fratelli che si ha. Io direi che come primo intervento può bastare. Spero, Lorenza, di aver risposto a un po' delle domande, almeno, che mi hai posto. Lorenza, il microfono. Sì, grazie Matteo. No, dicevo, grazie, hai già messo a fuoco un bel po' di temi che ci possono aiutare ad intravedere quelli che sono i crocevia tra i diversi ambiti che sono ascrivibili alla questione della demografia. Io ne recupero uno perché che è sicuramente quello delle pari opportunità e quello della questione di genere, visto che abbiamo collegata già la professoressa Tanturri, in quanto il tema che introduce il professor Dalla Zuanna è il tema più generale delle pari opportunità, ossia della necessità di un riconoscimento che tutte le soggettività, quindi tutte le storie, sia quelle delle famiglie, non solo biologiche o di dotazione familiare, ma legate soprattutto alle diversità che le famiglie oggi rappresentano in termini di aspettative, di domande, di necessità, di bisogni, di nuove fragilità, come è emerso in questa fase pandemica, si raccordano con la questione che abbiamo di fronte, e cioè che servono delle iniziative, delle misure, oltre che una cultura, che ci permetta di integrare e di riconoscere tutte le diversità dentro un piano di eguaglianza. Questo è il tema che sta sullo sfondo e dentro questo tema la questione di genere si afferma con grande prepotenza, con grande forza, direi. In primis, come diceva già il professore, c'è la questione dei servizi e del valore del ruolo della cura, che viene esercitato dalle donne, prioritariamente dalle donne, sia nelle famiglie sia nelle società,
ma che richiede un sistema di servizi che invece, mi pare di capire, già la questione demografica spinge ad una loro naturale diminuzione e rinsecchimento. Il secondo tema, invece, Maria Letizia, è il ruolo delle donne nei diversi contesti, che non è più solo una questione di giustizia sociale, ma è una questione anche economica, di sviluppo economico e di sviluppo sostenibile, cioè avere le donne che partecipano in modo uguale in tutti i settori, in tutte le funzioni, in tutti i ruoli nella società, nel lavoro, nella dimensione anche politica e sociale più ampia, aiuta a liberare quel capitale inespresso delle donne e aiuta l'economia, aiuta la società a crescere. Lo diceva bene in questi giorni il World Economic Forum, dando, si è visto, dei dati interessanti, dove si evidenziava che sono 140 trilioni di euro, ci sono 140 trilioni di euro che vengono a mancare all'economia mondiale per la mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Allora, aiutare le differenze di genere aiuta a sostenere i processi anche di arricchimento nelle famiglie, nella società, di fiducia, di speranza, ma soprattutto di fiducia verso la possibilità di poter generare sviluppo, figli, benessere, eguaglianza tra i soggetti. Ecco, sono molti temi ancora una volta che si incrociano, però mi soffermerei, se sei d'accordo, anche sulla tua riflessione, mettendo a fuoco la relazione stretta che c'è tra la partecipazione delle donne nella vita sociale, nella vita delle famiglie, ma anche sociale, che si incrocia con il tema dei servizi e della conciliazione che il professor Dalla Zuanna ha già un po' indicato. Grazie. Bene, intanto ringrazio tutti, ringrazio l'ASVES per questa opportunità e questo invito, e ringrazio anche Lorenza Leonardi per questa introduzione. Credo che volevo mostrare qualche dato. Ancora una volta, quando si parla di sostenibilità e anche di sostenibilità, vedete, aspettate un attimo che vediamo se si vede. Riuscite a vedere il mio schermo? Si vedono bene, Maria Letizia. Bene, perfetto. Allora, uno dei tre temi di oggi è proprio quello di rafforzare le politiche di genere, e questo però a mio avviso non è una ciliegina sulla torta, non è qualcosa di, se volete, utile ma anche poco necessario. Io credo che oggi in Italia sia davvero importante sostenere le politiche di genere, proprio per far partire questo ingranaggio per la sostenibilità demografica, ma abbiamo visto, Lorenza sosteneva anche l'importanza economica del ruolo delle donne nel mercato del lavoro, perché credo che le politiche di sostegno della natalità, di cui poi l'onorevole Lepri ci parlerà, le politiche del lavoro, quindi finalizzate alla conciliazione, senza un'attenzione alle specificità di genere, possano portare anche ad effetti negativi per la vita delle donne. Quindi le politiche di genere non sono appunto un aspetto decorativo, ma sono un aspetto sostanziale, senza il quale questo ingranaggio per la sostenibilità demografica, a mio avviso, può incepparsi. E dicevo anche che senza questa attenzione esplicita, nel momento in cui si progettano politiche di sostegno, di servizi, sostegno alla famiglia o anche misure di conciliazione, bisogna stare attenti che senza questa attenzione queste politiche non possano anche trasformarsi in un boomerang per le donne, perché ad esempio misure di conciliazione molto generose potrebbero portare a discriminare le donne sul mercato del lavoro e quindi ad esempio a far sì che le imprese non assumano le donne, e quindi a una vera e propria discriminazione ex ante.
E sono contenta che tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile espliciti ci sia proprio la parità di genere. Molto spesso si parla di target legati alla violenza sulle donne e sono ovviamente sul ruolo magari nei processi decisionali, però credo che anche questo micro obiettivo, questo target, il 5.4, sia molto importante e molto centrale al tema di cui oggi parliamo, della sostenibilità demografica. Cosa dice questo obiettivo? Quindi l'importanza, sottolinea l'importanza di riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non retribuiti, tramite sia la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale, quindi un riconoscimento delle politiche per questo e anche un aiuto con servizi e la disponibilità maggiore di servizi adeguati, ma anche la promozione della responsabilità condivisa all'interno del nucleo familiare, secondo poi le caratteristiche nazionali. Quindi noi dobbiamo capire come questo obiettivo possa essere così condito in salsa mediterranea. Noi siamo un paese in cui si dà molto valore alla famiglia, si dà valore anche in cui la famiglia fa un sacco di cose, magari più rispetto ad altri paesi, e poi vedremo qualche confronto, però è un dato di fatto che in Italia questa condivisione ancora non c'è, e questo rende ancora più difficile la conciliazione lavoro e famiglia. Ho messo volutamente, anche provocatoriamente, 2 immagini di uomini e donne in difficoltà tra lavoro e famiglia. Lo smart working del periodo Covid lo ha evidenziato, però devo dire che la situazione più comune effettivamente è una difficoltà di conciliazione per le donne. E potremmo arrivare a pensare che questo sia normale, che questo sia un po' nella realtà dei fatti, però quando ci confrontiamo con paesi diversi, scopriamo ad esempio che il tasso di occupazione delle madri, ad esempio in un paese come del Nord Europa, come la Danimarca, ecco, le madri con 3 o più figli hanno un tasso di occupazione del 79%, che non è pari a quello italiano delle donne senza figli. Quindi questo ci mostra che effettivamente se politiche adeguate di conciliazione, se politiche di genere sostengono le madri nella conciliazione, vediamo che i risultati ci sono, le donne possono sia avere figli, sia avere la possibilità di lavorare. Quindi noi abbiamo per le donne con almeno un figlio tra 0 e 14, la media europea è il 67,6% di donne occupate, l'Italia solo il 55,3%. E poi parliamo delle punte dei paesi nordici come la Danimarca, 82%. Però vedete come per l'Italia, che già ha un valore basso, il tasso di occupazione diminuisce ancora, vedete nell'ultima riga, al crescere del numero di figli. Quindi questo mette in luce chiaramente le difficoltà di conciliazione. Quindi i figli sono ancora percepiti come un ostacolo per il lavoro. Più di una donna su 2 nell'età 25-49 con figli in età prescolare è occupata, mentre per le donne senza figli questo è vero per 3 donne su 4, quindi 75%. Quindi vediamo che effettivamente avere figli sembra un ostacolo all'occupazione femminile. E tra l'altro anche i trend non sono particolarmente incoraggianti. E per tenere sotto controllo uno dei target proprio degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, c'è un indicatore che mi sembrava interessante mostrare, che è proprio il rapporto tra l'occupazione delle donne con figli e senza figli. Ovviamente se non ci fosse differenza nei tassi di occupazione questo indicatore sarebbe pari a 100, ma vediamo adesso in realtà come questo indicatore invece
a un livello molto più basso, 74,3 per l'Italia nell'ultimo anno disponibile, nel 2019, e vedete che è piuttosto basso, quindi le donne con figli lavorano meno. Già comunque abbiamo tassi di occupazione comunque bassi, ma in particolare per le donne con figli. E vediamo anche, io ho mostrato qui il trend del Veneto, che era partito negli anni più o meno del 2004, dal 2013 al 2014, aveva visto aumentare, quindi questo faceva anche presagire una maggiore facilità anche di conciliazione nella nostra regione. Vedete come purtroppo negli ultimi anni ci si è appiattiti più sulla media nazionale, un pochino più alti, ma quindi mostra ancora un quadro di sostanziale difficoltà. E quindi questo però in una regione comunque in cui i tassi di occupazione sono comunque alti, vediamo lo stesso risultato per il Mezzogiorno, per esempio. E vediamo come a questa disuguaglianza di genere che abbiamo mostrato, di questa discriminazione per le donne con i figli sul mercato del lavoro, si abbia una ulteriore dimensione della disuguaglianza, che è quella di vivere a nord e vivere a sud, con dati molto molto più di difficoltà per le donne del sud, dove questo indicatore arriva a 66, dovrebbe essere 100, ecco, arriva a 66. Questo quindi sono indicatori importanti perché mettono in luce la difficoltà a conciliare famiglia e lavoro. È un'indagine di qualche anno fa, ma credo che insomma i risultati sarebbero più o meno confermati anche in tempi più recenti, mette in luce il fatto che intanto un terzo proprio delle madri non lavorava prima della nascita del figlio e non lavora dopo, quindi sono probabilmente donne che hanno fatto altre scelte, probabilmente. Ma il dato ancora più, se volete, allarmante è che le donne intervistate che erano occupate all'inizio della gravidanza, praticamente una su 4, una su 5, insomma, non lavora più a un anno dalla nascita del figlio. Quindi nasce il figlio, anche coloro che lavoravano, una donna su 4 più o meno lascia il lavoro. E questo è ancora una volta più un comportamento che avviene più spesso al sud. C'è un rischio minore per le più istruite, che quindi sono più protette da questa scelta, e ovviamente è ancora un maggiore rischio per le lavoratrici precarie, che quindi poi hanno anche difficoltà a reinserirsi. Ma anche chi resta sul mercato del lavoro ha una grande difficoltà a restarci, e infatti più del 40% delle madri che ha continuato a lavorare, sempre in questa indagine che è stata fatta dall'Istat, dichiara di avere problemi nel conciliare l'attività lavorativa e gli impegni familiari. E questo perché gli orari di lavoro erano troppo lunghi e quindi non era possibile, ad esempio, accedere al part-time, oppure per turni di lavoro particolarmente poco conciliabili, quindi con lavori a turni o lavoro serale, notturno, nel weekend, oppure un orario di lavoro molto rigido che si prestava male quindi a imprevisti che la maternità porta con sé. Quindi vediamo un mercato del lavoro rigido, un mercato del lavoro poco sensibile alle esigenze delle donne lavoratrici, ma questo è soltanto una faccia della medaglia. L'altro aspetto, che se volete possiamo anche parlarne, insomma ora Lorenza mi puoi dire, possiamo anche però vedere l'altra faccia della medaglia nel secondo giro, perché io così volevo anche riflettere proprio sul fatto che se il lavoro e famiglia sono difficili da conciliare, perché all'interno della famiglia c'è poca condivisione tra i partner dei lavori domestici e di cura, mostrandovi anche qualche dato interessante. Quindi se mi dite
Sì, Continuo, facciamo una seconda puntata. Sì, Maria Letizia, grazie. Io mi fermerei qui e poi riprendiamo invece la Ok, riflessione più sul benessere all'interno, legato alle ai temi famiglie, familiari. ottimo. No, mi fermerei qui perché hai introdotto già il primo tema sul quale potremmo individuare delle direttrici urgenti, prossime, di iniziativa, anche di proposta politica, cioè il tema della conciliazione. Le donne che lavorano non fanno figli e fare figli significa perdere il lavoro. Questo è il dato forte, importante, non immateriale che emerge, è un dato materiale, perché la presenza, la partecipazione femminile, continuo a dire, è una dimensione, una presenza indispensabile per il benessere e la sostenibilità dei paesi. Allora, se è vero questo, il dato della conciliazione è il primo dato, il primo elemento di forza sul quale potremmo provare a declinare alla fine una nostra piccola agenda del webinar di oggi, che sia poi una indicazione anche a seguire delle iniziative da intraprendere. La conciliazione che non vede in questo paese in particolar modo, in Italia, una carenza di legislazione. Ce n'è tantissima, siamo tra i paesi a legislazione più avanzata sul tema della conciliazione. Pensatevi ai permessi ai congedi parentali, i permessi per maternità e paternità, gli incentivi, i bonus, cioè c'è una ramificazione, un'articolazione importante di iniziativa legislativa. Però siamo agli ultimi posti nelle prassi dentro le famiglie per l'utilizzo dei congedi, nelle prassi nei luoghi di lavoro per la loro applicazione, per la flessibilità di un part-time che non sia solo legato appunto a uno standard professionale e lavorativo delle donne ridotto a, come dire, a soggettività deboli, piuttosto che invece debba essere, come noi pensiamo, molto spesso legato alla flessibilità e alla conciliazione della vita. In alcune fasi si può fare un part-time, in altre fasi si può anche avere un'articolazione diversa dell'orario di lavoro. Allora, il tema della conciliazione va recuperato sull'iniziativa anche che ASVES può portare avanti in termini di proposta di sviluppo delle prassi che la conciliazione, di cui la conciliazione necessita. Prassi che, aggiungo, un po' per la mia esperienza, possono essere anche favorite dalla contrattazione nei luoghi di lavoro che si fa, dalla negoziazione tra le parti, da una relazione più stretta anche con tutta la programmazione delle iniziative che fa la Regione Veneto su questa materia, in quanto è sin dai luoghi di lavoro, sin dai territori che queste esperienze debbono moltiplicarsi, contaminarsi e diffondersi. La chiudo qui, poi la riprendiamo. Quindi grazie per aver introdotto questo tema importante, che non è ovviamente l'unico tema che noi vogliamo mettere al centro oggi. Vedo che si è collegato l'onorevole Stefano Lepri, che ringraziamo per essere con noi. All'onorevole Lepri, con l'onorevole Lepri vogliamo continuare un po' questa riflessione che attiene sempre alle misure, agli strumenti importanti per le famiglie, non solo per le donne, anche orientate allo sviluppo della crescita demografica nel paese, che abbiamo appena visto essere anche crescita di benessere, crescita sociale, crescita economica. L'onorevole Lepri lo scorso luglio alla Camera si è dato l'ok unanime, mi sembra di aver colto e interpretato, alla delega per riordinare, semplificare e potenziare le misure relative al sostegno dei figli a carico, attraverso questa proposta di legge che si identifica per essere una proposta sull'assegno unico per i figli, per un reale sostegno alle famiglie. Se ho interpretato bene, onorevole Lepri, questa dovrebbe essere come dire, il titolo, spero di averla nominata bene. Ecco. Quello che ci tenevo ad aggiungere, prima di lasciarle la parola, è che questa approvazione del disegno di legge
sarebbe importante capire quanto è collegato anche ad esperienze in altri paesi vicini a noi o non vicini a noi sullo stesso tema. Però sarebbe anche importante capire quanto, secondo lei, se ha già potuto fare ovviamente delle valutazioni anche di proiezione, può incidere davvero nella crescita della natalità, della genitorialità, piuttosto appunto che del benessere delle famiglie. Quindi le chiederei di aiutarci intanto a focalizzare un po' i contenuti della proposta, e anche qui, come abbiamo chiesto prima agli altri ospiti, di aiutarci a vederne anche l'impatto che questa proposta può generare nel sistema delle famiglie e della genitorialità oggi. Grazie. Bene, buongiorno, grazie a voi, scusate per il ritardo, abbiamo sempre tante cose da fare. Comunque spero di essere diciamo, utile, e complimenti all'Associazione Veneta per lo sviluppo sostenibile. Saluto in particolare i colleghi Santini e Dalla Zuanna. Di Giampiero ho perso probabilmente la relazione, ma so bene che cosa autorevolmente è sempre in grado di dire su questo tema. Sì, questa riforma, che ormai credo vedrà presto la luce, perché al Senato non ho motivo di dubitare che verrà confermato il testo, spero già nel mese di ottobre, quindi possiamo, credo, a meno che non cada il governo, insomma, parlare di una legge praticamente approvata. È una legge importante. Io, quando l'ho presentata, ho fatto relatore di questo provvedimento, l'ho definita una misura storica, perché in effetti, se poi troveremo anche le risorse che dobbiamo ancora trovare per, almeno in parte, per finanziarla, io penso che questa sia una riforma, diciamo, simile alle grandi riforme che il Paese ha approvato nella sua storia repubblicana. Penso alla riforma agraria, alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale, per fare due esempi. Quindi è una riforma che finalmente dà un quadro organico e promozionale alla natalità e al sostegno alle famiglie, che obiettivamente finora è mancata. È mancata a differenza di altri paesi, ci tornerò, perché in effetti noi siamo l'unico paese europeo, tra i grandi paesi europei, che non ha una misura semplice, efficace e anche robusta sul tema del sostegno alla natalità e alla genitorialità. Quindi questa legge, che ripeto è già stata approvata a un ramo del Parlamento, è molto importante averlo sottolineato con un voto unanime di tutto il Parlamento, ha almeno 4 o 5 obiettivi. Il primo è quello della natalità, non ci devo tornare, insomma. Potenziarlo non serve solo lo strumento economico, ma sicuramente avere una dote economica certa ogni mese può aiutare, può convincere soprattutto le famiglie a fare un secondo o un terzo figlio. C'è il tema del sostegno alla genitorialità, perché appunto l'aiuto economico solleva anche l'azione genitoriale, nella misura in cui, ad esempio, si può utilizzare questa dote anche per l'acquisto di servizi. C'è una misura, un obiettivo di contrasto alla povertà, perché è evidente che soprattutto sugli incapienti o comunque sui liberi professionisti, sulle persone che hanno lavori precari, anche lavoratori dipendenti a part-time a tempo determinato, insomma tutto il lavoro precario è sicuramente poco incline a fare figli, nella misura in cui c'è una instabilità economica, e noi sappiamo, forse Giampiero Dalla Zuanna l'ho già detto, che le famiglie numerose hanno molte più probabilità di cadere in povertà esattamente per i carichi familiari. Quindi c'è un obiettivo anche di contrasto alla povertà molto evidente, che diciamo andrà coniugato con gli strumenti già esistenti, in particolare il reddito di cittadinanza. E poi ci sono anche due obiettivi diciamo economici e di protezione sociale. Quello economico è che sicuramente uno strumento come questo aiuta le famiglie a consumare di più, ma soprattutto a consumare beni e servizi di prossimità, perché è evidente che i bisogni dei figli, diciamo, trovano soprattutto espressione nei luoghi della prossimità. E buon ultimo, ma non meno importante, c'è una esigenza di poter sostenere i servizi pubblici. Oggi siamo già
in una condizione per cui sezioni di scuole materne o di scuole elementari chiudono oppure non vengono rinnovate, insomma, al termine del ciclo scolastico, perché appunto mancano i bambini. E quindi, diciamo, se si vuole, ad esempio, ed è molto importante, un obiettivo che è molto chiaramente indicato nella legge, favorire l'occupazione, specie quella giovanile e femminile, è chiaro che i servizi alla persona non possono essere depotenziati, anzi sono probabilmente lo strumento più efficace, ma se manca la materia prima, cioè gli utenti, in questo caso i bambini, i ragazzi, è evidente che, diciamo, i servizi non si possono offrire a nulla. Quindi la leva demografica è importante anche per tenere un livello di protezione sociale, di servizi pubblici e di occupazione nei servizi pubblici, non solo evidentemente statali, ma anche del terzo settore, che possano appunto essere di livello anche quantitativo e non solo qualitativo. Ecco, questi sono almeno questi 5 gli obiettivi che ho detto, mi sembrano tutti molto chiari. Lo strumento ha 4-5 caratteristiche importanti. Per intanto, come funzionerà? Sarà un sostegno in denaro o in credito d'imposta ogni mese o alla fine dell'anno. Noi siamo convinti che sia meglio ogni mese, così che sia possibile per ogni famiglia rendersi consapevoli dell'aiuto che lo Stato oggi assicura, domani assicurerà. Perché oggi ci sono misure, ma queste sono molto confuse, si sovrappongono e tra l'altro non sono spesso percepite, e quindi il cittadino magari ne fruisce, ma un po' perché le trova in busta paga, un po' perché le trova nella dichiarazione dei redditi, un po' perché durano poco, e un po' perché magari ne hanno solo diritto in parte per via di criteri di selettività, si finisce per non apprezzarli, neanche per coglierne il valore e l'importanza. Quindi un assegno unico invece ha il merito anche di essere percepito nella sua dimensione e nella sua immediata determinazione. Quindi gli obiettivi sono quelli che vi ho detto e le caratteristiche sono 4 o 5. La prima è che è uno strumento, come vi ho detto, molto semplice, perché da 8 misure che andiamo ad abrogare passiamo ad una sola. Secondo, è una misura universale, quindi verrà data a tutti, questo è un po' con lo stesso spirito del Servizio Sanitario Nazionale, per cui si vuole appunto riconoscere un diritto che vale per l'ultimo dei poveri e per il primo dei ricchi. Naturalmente ci sarà anche un po' di selettività, ma il principio dell'universalità viene sancito. Terzo, è uno strumento continuo, come ho già detto, ogni mese che tu avrai il tuo assegno come genitore fino alla maggiore età e anche oltre, fino al 21° anno di età se vi sono particolari condizioni, e questa continuità oggi non è assicurata. Se tu perdi il lavoro, dopo un po' perdi anche gli assegni familiari, ad esempio se sei un lavoratore dipendente. Questo non succederà più, l'assegno unico e universale per i figli verrà dato a prescindere dalla condizione lavorativa e dalla condizione di stato civile, ovviamente. È una misura equa perché vengono messi da parte le scale di equivalenza e altri criteri un po' discutibili. Ogni figlio, appunto, riceve lo stesso importo, anzi dal terzo figlio in avanti c'è una maggiorazione, ed è equo perché appunto non si fanno differenze tra figli di lavoratori dipendenti o figli di lavoratori autonomi o di lavoratori con partita IVA. E buon ultimo dovrebbe essere anche robusto, e questa è una condizione che purtroppo in legge non si è potuta definire, ma è evidente che noi faremo questa riforma solo nella misura in cui avremo ulteriori risorse, di cui adesso vi parlo in conclusione, che consentiranno, per dirla così, di dare a tutti almeno la stessa cifra determinata dalla somma delle misure di cui oggi si beneficia, ma ai più di dare di più. Quindi noi sostanzialmente pensiamo di aggiungere ai 15,5 miliardi di cui oggi già si dispone altri
6-7 miliardi da dare alle famiglie. In più vi sarà l'esigenza di una clausola di salvaguardia proprio per assicurare che nessuno ci perda, che stimiamo possa essere oscillante tra 1,5 miliardi e 2 miliardi, e vorremmo anche, questo diciamo in via progressiva, poter sollevare gli imprenditori, i datori di lavoro dal residuo onere a loro carico per la contribuzione che determina poi l'erogazione degli assegni familiari. Oggi i datori di lavoro versano più o meno 2 miliardi dei 6 effettivi che alimentano la spesa per gli assegni familiari, perché 4 dei 6 sono già stati fiscalizzati in precedenti leggi di bilancio. Noi puntiamo a eliminare anche quegli ultimi 2 miliardi, di modo che vi sia una condizione di totale neutralità a carico dei datori di lavoro e tutta la misura sia a carico della fiscalità generale. In questo modo si tratta appunto con equilibrio anche le diverse condizioni lavorative, lavoratori dipendenti, o meglio imprenditori, lavoratori dipendenti da un lato e liberi professionisti, lavoratori autonomi, partite IVA, piccoli imprenditori, sono appunto allo stesso modo considerati, perché non si chiede più loro una contribuzione per alimentare le misure a sostegno dei figli. Questa soluzione quindi alla fine fa circa 10 miliardi con questa somma di queste 3 esigenze. E quindi noi pensiamo di prevedere, se possibile, in un unico anno la messa a regime della riforma, ma sarà più verosimile pensare che ci vorranno 2 anni per poter trovare questi 10 miliardi e soprattutto anche per fare i decreti legislativi che ancora mancano, che dovranno essere fatti successivamente all'approvazione della legge delega, e evidentemente sarà difficile potercela fare in questi 3 mesi che ci mancano all'inizio del nuovo anno. Ma io sono fiducioso, stiamo lavorando con il governo per fare in modo che almeno una prima importante tranche di riforma possa vedere la luce già nel corso del 2021, già se possibile dal 1° gennaio del prossimo anno. Ecco, questi sono in sostanza gli obiettivi e anche le caratteristiche che fanno, concludo, di questa misura una misura simile a quella che già è in vigore in molte nazioni del mondo e dell'Europa. Pensiamo in particolare al Kindergeld tedesco e austriaco, pensiamo al Child Benefit in Gran Bretagna. Anche in Francia ci sono misure importanti che non sono come questa, ma si realizzano attraverso la leva fiscale, attraverso il quoziente familiare. Noi abbiamo scelto una strada diciamo meno complicata, anche perché il quoziente familiare determinava degli effetti negativi sul piano della progressività contrari ai principi costituzionali. Ma in generale diciamo, il modello francese è abbastanza unico, per cui diciamo, ci allineiamo alla gran parte dei modelli degli altri paesi che funzionano. Quindi questa è una proposta efficace, se non altro perché abbiamo visto che negli altri paesi funziona. Noi abbiamo, e concludo, il motivo di credere che potrà funzionare anche in Italia se avremo la capacità non solo di portare a termine la legge con i suoi decreti, ma anche di trovare le risorse non poche che mancano, ma diciamo e avete ancora prima di me, chi mi ha preceduto meglio di me, rappresentato che questa non è un desiderio di alcuni, ma è un'esigenza davvero profonda per il rinnovamento del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Lepri ha introdotto un tema importantissimo solo descrivendo il valore di questa proposta di legge sull'assegno unico e universale per i figli, in quanto, come lei ha ben evidenziato, risulta essere una misura integra, che integra i diversi aspetti che contengono la legge, cioè integra l'aspetto fiscale, integra l'aspetto delle risorse dedicate, sulle quali adesso io invito
professor Dalla Zuanna ad intervenire, perché so che anche lui su questo tema qualche riflessione l'ha fatta in qualche occasione, ossia se dobbiamo davvero spostare delle risorse dal tema, come dire, dai temi generali, da altri temi del Paese, all'individuazione di priorità, e tra queste abbiamo colto bene a esserci quella della demografia e quindi degli strumenti, delle misure dedicate, dove andiamo a trovarli, Giampiero, queste risorse? Dove le andiamo a trovare? Non solo attraverso, come dire, la riorganizzazione che stanno facendo con la proposta di legge, ma probabilmente dovremo anche aprire degli altri contenitori sui quali vedere di intervenire. Sì, Grazie. lasciami prima 20 secondi per integrare una cosa che ha iniziato a dire Stefano. In questo disegno di legge ci si ispira in modo molto forte a ciò che hanno fatto in Germania. La Germania un assegno unico di questo genere lo ha messo qualche anno fa. Tra l'altro, mentre era ministro della famiglia, proprio la Ursula von der, come si chiama? Van der Leyen, si chiama così? Sì? Ecco, quella che adesso è presidente della Commissione europea, che fra l'altro mi pare abbia 7 figli, se non sbaglio. Ma al di là di quello, ed è interessante perché la Germania 10 anni fa aveva una fecondità inferiore rispetto a quella dell'Italia e oggi ce l'ha superiore quasi del 20%. Ora, naturalmente è molto difficile stabilire cosa causa un incremento della fecondità, eccetera, perché sono scelte molto complesse, multifattoriali, quindi è difficile. Però è interessante vedere proprio come c'è questo parallelismo fra aver messo questa norma dell'assegno universale, che fra l'altro ha l'enorme vantaggio della semplificazione. Cioè oggi io sfido chiunque abbia figli e riceva qualcosa dallo Stato a saper dire esattamente quanto prende a causa del fatto di aver figli, quanto questo è collegato al reddito, quanto è collegato alle tasse. Adesso è un ginepraio. Abbiamo non so se 5 o 6 bonus che si possono intersecare, abbiamo detrazioni che abbastanza misteriose nel loro funzionamento, abbiamo assegni familiari, tutti che si intersecano fra di loro e portando al fatto che alla fine per capire, dare una risposta a quanto prendi per i figli che hai, c'è bisogno della risposta del commercialista più che della persona. Ecco, l'idea di questa misura è anche quella veramente di disboscare questa confusione che c'è. Fra l'altro non è solo questo, ci sono anche poi qualcosa che fanno le regioni, qualcosa che fanno i comuni, cioè veramente è una cosa incomprensibile. Ecco. Però appunto l'esempio di quello che è successo in Germania ci aiuta a capire come effettivamente i soldi possono dare una mano, anche se, come diceva bene prima Maria Letizia, non sono certamente tutto. C'è anche un problema proprio in particolare di conciliazione. E una terza questione che è fondamentale poi, che non è stata ancora sollevata, che magari se abbiamo tempo ne parliamo, che ai genitori deve essere dato permesso anche di avere tempo per stare con i figli. Cioè non è sufficiente conciliare lavoro e figli, ma bisogna anche pensare che i genitori, se hanno i figli, hanno anche tempo, voglia e desiderio di starci insieme. Allora anche qua ci sono soluzioni messe in campo da altri paesi europei. Magari se Giorgio vuol dire una parola su questo, l'esempio a cui lui aveva seguito quando era ancora sindacato, l'esempio dell'Olanda, no? Del lavoro e mezzo, no? Che veniva detto per le coppie. Quindi un utilizzo molto intensivo e flessibile specialmente del part-time, cosa che in Italia non c'è. Cioè, qui l'idea è che se uno lavora deve sposare il lavoro. Invece non è detto che sia così, cioè si possono utilizzare degli strumenti molto più flessibili. Per rispondere invece alla domanda di Leonardi, dov'è che troviamo questi soldi? Beh, anche qua la risposta sarà cruciale e sarà proprio di questi giorni, nel senso che già nell'assestamento del DEF sarà chiaro andare a vedere le cifre che verranno messe e se e quante di queste cifre saranno connesse al discorso dell'assegno unico.
A me fa molta paura, perché non sarebbe la prima volta in cui si parte con grandi propositi e poi i sostegni alle famiglie passano in secondo piano. Quindi io spero che i nostri deputati vigilino e siano specialmente conseguenti rispetto al voto unanime che hanno dato alla Camera, cioè nel senso che un voto unanime dato da tutte le forze politiche dovrebbe anche poi riflettersi, come diceva Monsignor Nervo, bisogna sempre andare a vedere la cifra che è scritta sotto alla fine dei disegni di legge e alla fine delle cose, cioè perché alla fine sono queste scelte che sono apparentemente scelte molto, come posso dire, aride, che si fa fatica a capire, ma sono quelle che poi determinano il futuro. Noi abbiamo 3 anni di spesa pubblica da definire attraverso i DEF, attraverso queste cose in cui deve essere chiaro che una parte, perché queste non sono riforme che si fanno a somma zero. Aggiungo una cosa su questo poi, che forse può aiutare anche a capire perché allo Stato può anche convenire per certi versi, specialmente in questa condizione di calo pesante del PIL che abbiamo avuto con la pandemia. Queste sono risorse che si trasferiscono immediatamente in consumi. Cioè, noi rischiamo, dando soldi a pioggia, dando soldi per altre cose, ad accrescere il risparmio delle famiglie che è già molto molto alto, molto elevato. Mentre dando soldi alle famiglie con figli abbiamo una ragionevole certezza che una grandissima parte di questi soldi si trasferirà immediatamente in consumi, perché appunto sono di solito queste famiglie quelle che hanno proprio la necessità di fare spese molto banali, spese alimentari, spese comprare i vestiti per i bambini, comprare le scarpe, queste cose qui. E quindi, fra l'altro, sono anche spese che si ripercuotono in modo molto rapido in nuove entrate anche per lo Stato attraverso l'IVA, attraverso lo stimolo poi di lavoro e quindi anche di tasse raccolte per il lavoro. Cioè, quindi combattere la povertà, ma anche appunto creare un plateau fisso per chi ha figli è veramente non è naturalmente tutto quello che serve all'Italia, ma è una fetta importante di interventi pubblici che possono servire all'Italia. Quindi se fosse questo uno dei corni fondamentali della spesa pubblica, no? che si viene a mettere insieme al necessario incremento della spesa sanitaria e poi naturalmente di tutto ciò di cui si sta parlando anche in ASVES, dell'incremento della spesa in particolare legata agli incentivi per l'economia green e l'economia sostenibile, io credo che l'Italia può prendere una direzione importante, che fra l'altro è proprio la direzione che ci chiede di fare l'Europa, cioè l'Europa non potrà negarci un intervento, di mettere un po' di soldi anche europei per interventi a favore delle famiglie, se non altro perché l'Italia ora ha un livello di spesa per le famiglie, correggimi anche qua Stefano e Giorgio se sbaglio, che è più o meno metà rispetto alla media europea. Quindi siccome è la stessa Europa che ci chiede di aggiungere soldi per queste cose qua. E per cui io credo che questo, poi alla fine quando è importante che ci sia, e anche seminari come questo sono da questo punto di vista fondamentali, che ci sia un brodo culturale tale per cui si esca finalmente da una cultura diffusa in Italia che dice i figli uno se li fa e se li mantiene, perché questo alla fine è. Io faccio sempre un gioco con gli studenti e poi chiudo. Gli chiedo, ma secondo voi è giusto che le famiglie con tanti figli paghino meno tasse? E tutti mi dicono di sì. Dopodiché gli chiedo, ma è giusto che chi non ha figli paghi più tasse? E tutti mi dicono di no. In realtà è la stessa roba, cioè voglio dire, perché chi paga, se qualcuno paga di meno ci sarà qualcun altro che paga di più. Bene, dobbiamo essere consapevoli che a livello culturale un intervento tipo questo dell'assegno unico per i figli, forse non bisogna dirlo troppo ad alta voce, ma la realtà è questa, è un modo per rendere collettivo una spesa che a livello è una spesa di tipo individuale. Guardate che alla fin fine è esattamente la stessa cosa che si fa
col Servizio Sanitario Nazionale, in cui ci sono i sani che pagano per i malati. È la stessa roba, cioè perché io sano pago per un malato? È così perché io so che quando sarò malato anch'io qualcuno pagherà per me. E la stessa cosa funziona per i figli, cioè io che non ho figli pago, do qualcosa alle persone che hanno figli perché so che il fatto che nascono più bambini è anche fonte del mio benessere, perché questi pagheranno le mie pensioni e questi contribuiranno alla vitalità della società in cui anch'io parteciperò. Ecco, però questo, ripeto, sembra una banalità per certi versi, detta così, ma in realtà esige un cambiamento culturale molto importante, perché esige che sia condivisa l'idea che il figlio è anche un bene comune, non è solo un bene della famiglia che, dentro cui il bambino vive. Grazie anche per questo intervento che trovo molto in sintonia con quanto diceva anche l'onorevole Lepri, soprattutto sul quello che tu chiami il corno del problema. Allora, abbiamo visto prima la cura, ma aggiungiamo adesso anche il tema della natalità, diventa, grazie a queste misure e grazie a queste riflessioni, non solo ascrivibile a temi privati, quasi intimi, quasi legati al concetto di maternità e paternità, ma diventa tema pubblico, tema legato ai beni comuni, tema legato alle solidarietà e ai meccanismi, agli strumenti che mettiamo in campo perché le solidarietà piuttosto che le sinergie collettive e il bene collettivo possa essere generativo di sostenibilità e di crescita su questi temi. Quindi avevamo detto prima che uno dei punti d'arrivo di queste prime riflessioni era il tema della conciliazione, così come l'aveva posto Maria Letizia. Adesso possiamo dire che il secondo tema è proprio questo, a mio modo di vedere, cioè il tema della natalità come bene pubblico, bene comune, non solo bene privato, non solo bene ascrivibile ai desiderata di donne e uomini o delle famiglie. Grazie per questa riflessione. Ritorno, sono le 11:20. Ritornerei ad una chiusura anche della professoressa Tanturri sul sospeso che aveva lasciato poco fa. Se hai voglia di addentrarti un po' sulla famiglia e su come i figli rappresentino in qualche misura anche il benessere, ma occasione di crescita generativa per le famiglie. Grazie. Sì. Grazie a voi. Credo che se abbiamo detto ai figli come messaggio anche importante, i figli non sono un bene solo della famiglia, un bene quindi privato. Dobbiamo dire i figli non sono solo una questione di donne, una questione femminile, e questo credo sia un passaggio importante e su cui le politiche possono fare qualcosa. Perché se noi consideriamo i paesi in cui ci sono serie storiche a riguardo, si vede che nonostante noi abbiamo l'idea che nelle società moderne ci sia meno tempo da dedicare ai figli, in realtà la tendenza storica è che i genitori passano più tempo oggi con i figli rispetto a 50 anni fa. Perché c'è l'idea, come diceva anche Giampiero Dalla Zuanna prima, che si fanno i figli e si gode della compagnia e del tempo passato con loro, e si ha anche l'idea che questo sia un investimento anche per il benessere del figlio e anche lo sviluppo del suo capitale umano, come a volte viene detto. E c'è da dire però che il lavoro domestico e di cura, perché i figli godano della migliore condizione possibile, anche di comfort domestico e di cura e attenzione da parte dei genitori, è distribuito in maniera molto diseguale tra uomini e donne. La percentuale di tempo delle 24 ore che si hanno a disposizione ogni giorno da dedicare alle varie attività, il 20% grosso modo del tempo delle donne è dedicato al lavoro domestico e di cura, appena il 7,4% del tempo della giornata degli uomini. Quindi
la famiglia italiana che fa molte cose, che dà molti servizi di buona qualità ai suoi componenti, in realtà si posa molto su questo lavoro non riconosciuto e non retribuito delle donne. Vedete che anche la tendenza nel tempo non cambia tantissimo, non c'è un grande... Cambia leggermente, aumenta un pochino l'impegno degli uomini, ma non in maniera così evidente. E però in realtà noi sappiamo con un confronto rispetto agli altri paesi che di fatto si fanno più figli laddove c'è più condivisione nei lavori proprio domestici e di cura tra uomini e donne. Quindi la condizione paritaria in questo grafico dovrebbe essere, quindi in cui ci si divide pari il lavoro domestico al 50%, quindi si dovrebbe trovare su questa linea. Però vedete che i paesi che si avvicinano un po' a questo livello ideale sono anche i paesi che fanno più figli. Quindi l'idea è che dove c'è maggiore condivisione di lavoro domestico si fanno più figli, quindi forse vale la pena anche affrontare la questione della condivisione della cura. Il tempo per la famiglia quindi non dovrebbe essere più tempo solo per le donne, ma vediamo adesso un altro confronto internazionale. Se prendiamo delle coppie con almeno un figlio in età prescolare, in Svezia e in Italia, vediamo che la coppia di genitori impiega 48 ore a settimana nel caso svedese e 64 ore per gestire la famiglia. Quindi le famiglie italiane effettivamente consumano più tempo. Però se poi vediamo chi fa cosa, anche in questo caso, in presenza di figli prescolari, in Svezia diciamo il 60% è svolto dalle donne, quindi il 40% dagli uomini. In Italia si arriva invece all'80%. Quindi l'idea che forse culturalmente le nostre famiglie impieghino più tempo perché vogliono avere la casa più curata, vogliono avere il cibo preparato in casa, bene, è un fatto, però questo è diviso in maniera molto diseguale tra uomini e donne e questo crea poi quei problemi di conciliazione di cui abbiamo parlato prima. E adesso, tra l'altro, se noi pensiamo a questa condivisione delle attività domestiche, vediamo che anche dove gli uomini sono un po' più partecipi e condividono di più, però nelle attività, diciamo, ci sono delle attività un po' di serie A e di serie B, perché la condivisione, le attività meno condivise tra uomini e donne sono lavare, stirare, pulire casa e preparare i pasti, mentre gli uomini si dedicano più magari a fare la spesa e a giocare con i figli e molto meno invece nella cura fisica. I figli, quando arrivano rispetto alla coppia senza figli, provocano un po' una rivoluzione nel tempo di casa, diciamo, dei genitori, ma vedete come se noi andiamo a vedere nel momento in cui arriva un figlio, cosa succede al tempo di riposo e di cura per sé dei genitori, vediamo che la riduzione è molto marcata per le donne, molto meno per gli uomini, indipendentemente dal numero e dell'età dei figli. Quindi, alla fine, insomma, Bansky ha molto ben così rappresentata la condizione con questo suo murales e quindi forse le politiche possono fare qualcosa per evitare che appunto ci siano ormai donne scariche e che rendono il sistema di fatto non sostenibile per il futuro. E allora diciamo, questa conciliazione, questa condivisione dei ruoli in salsa mediterranea è possibile perché questo sistema per adesso ha retto, pur con bassa partecipazione lavorativa femminile, bassa fecondità, ha retto grazie al fatto che le donne partecipano un po' al mercato del lavoro, ma sappiamo che le ragazze sono sempre più istruite, riescono meglio anche dei coetanei negli studi e quindi è possibile ipotizzare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che non potranno più contare sull'altro elemento che oggi non abbiamo affrontato, che è quello della centralità dei nonni per l'attività di cura dei nipoti, che permettono quindi spesso alle donne di lavorare grazie appunto alla presenza di nonni che si occupano della cura dei nipoti. Ma anche le nonne parteciperanno di più nel futuro al mercato del lavoro. In più ci troviamo in un sistema
possiamo pensare che il sistema di welfare dia delle risposte, un po' è giusto che le dia, ma è anche vero che ci sarà anche una domanda di assistenza maggiore dovuta al crescente invecchiamento della popolazione di cui ha parlato prima Giampiero. Quindi questo sistema rischia di collassare ancora di più e di avere ancora una riduzione maggiore della fecondità se non si fa qualcosa. E quali possono essere le risposte, quindi, per la sostenibilità? I sostituti del tempo delle donne per la cura dei figli? Beh, sicuramente il welfare, ma appunto si dovrà occupare anche di un 30% di anziani nella popolazione, quindi possiamo pensare che un po' darà qualche risposta se lo vogliamo, ma non darà tutte le risposte. Servizi a pagamento, in questo senso la proposta dell'assegno unico può aiutare ad acquistare sul mercato servizi a pagamento e può sviluppare anche una serie, un circolo virtuoso anche di produzione di servizi magari più vicini anche alle esigenze, alla flessibilità degli orari di lavoro, quindi questo è sicuramente positivo, ma non possiamo lasciare da parte anche gli uomini. E allora, come coinvolgere maggiormente gli uomini nell'attività di cura, i padri? Ecco, allora in questo senso io credo che, poi mi fermo, che le politiche dovrebbero essere un po' più audaci e coraggiose, perché nei paesi dove la paternità viene sostenuta da politiche in maniera molto, molto forte, questo ha prodotto risultati positivi. Gli uomini si occupano più dei figli da soli, quindi al posto delle madri, quindi non insieme alle madri, ma con le madri, anche diciamo al posto delle madri, negli orari in cui magari le madri lavorano o sono fuori, e funzionano anche, per esempio, le politiche. Adesso volevo farvi vedere solo qualche esempio. Per esempio il congedo di paternità, che in Italia è stato veramente un po' la cenerentola delle politiche, quello proprio riservato ai padri, che inizialmente è stato il Parlamento europeo che ci ha obbligato a approvarlo nel nostro ordinamento molto timidamente. Prima erano due giorni, è stato qualcosa di temporaneo, adesso dovrebbero essere 10 giorni, ma non ci sono i regolamenti applicativi, quindi nessuno sa anche i padri non sanno che hanno questo diritto, però appunto abbiamo visto che paesi come la Scandinavia questo ha portato ad una maggiore condivisione dei compiti di cura. Altro esempio, la Germania, Giampiero la citava per l'assegno unico, ma la Germania al tempo stesso ha anche aumentato la retribuzione del congedo parentale, congedo che noi abbiamo con la legge 8 marzo 2000, ma che è solo al 30%, la retribuzione è pari al 30% del salario e quindi non viene di fatto preso, se non da una quota molto bassa, un po' in aumento, ma insomma molto bassa dei padri, mentre in Germania con questo aumento questo ha portato a un cambiamento. Gli uomini hanno cominciato a prenderla e questo sicuramente ha contribuito, insieme all'assegno unico, all'aumento della fecondità che si è riscontrato negli ultimi 10 anni. L'altro esempio lo faceva Giampiero, l'aveva già accennato, una flessibilità nei tempi di lavoro ma nel corso di vita. Per esempio, per madri e padri quando si hanno figli piccoli, poter ricorrere, almeno insomma dove è possibile, a part-time o comunque il modello un lavoro in mezzo dei Paesi Bassi, in cui quindi ci si può giostrare nella coppia tra il part-time, beh, ha risultati positivi e fa anche risparmiare un po' i costi dei servizi pubblici, perché i genitori, che comunque hanno piacere di stare con i figli, possono anche stare di più, sia i padri che le madri, con i figli. E l'ultimo spunto, e qui bisogna essere, questo secondo me avrà degli effetti forse solo nel medio-lungo termine, ma credo che sia molto importante, anche educare alla paternità e alla condivisione, cambiare la mentalità, decostruire gli stereotipi, perché di fatto credo che su questo ci sia veramente poca attenzione nel nostro paese. Io sono stata redarguita da una collega finlandese per aver detto che gli uomini italiani si aiutano le donne. Giustamente la versione corretta è si condivide un progetto comune, un figlio comune e quindi non c'è chi aiuta chi, ma ci si aiuta tutti, e questo sicuramente è un cambio di mentalità che però deve essere messo in moto. E su questo, ecco, devo dire che se l'Italia
ormai è condivisa l'idea che le donne lavorino, che quindi è uno stato di fatto che sia positivo per le famiglie, però ad esempio ancora pensiamo che se una donna lavora il figlio necessariamente sarà sofferente, e ancora c'è un 70% della popolazione italiana che ritiene che i padri non si sappiano occupare dei figli così come fanno le madri. Quindi su questi aspetti credo che anche politiche educative che spingano quindi alla condivisione, al ruolo e anche alla positività del ruolo della condivisione, magari anche provando ad avere educatori maschi nelle scuole, negli asili, cioè quindi cominciando a pensare che la cura è una cura condivisa e che il maschile e il femminile interagiscano in maniera positiva. E io credo che questi punti o queste politiche potrebbero davvero metterci insieme anche alle proposte che sono state, di cui si è discusso prima, possano mettere l'Italia sulla strada giusta per avere anche una crescita della fecondità. Grazie. Grazie Maria Letizia per la ricchezza dei contributi che hai portato. Recupero dalla tua riflessione, vorrei recuperare molte cose, non ne abbiamo il tempo, ne recupero una che rilancio all'onorevole Lepri, visto che è ancora qui con noi, e cioè questa domanda di aver più coraggio, che tu dici, a trovare strumenti e risorse perché anche i processi culturali e le mentalità possano muoversi. È possibile, o l'avete già pensata nella proposta di legge sull'assegno unico, ad esempio ad integrazione di quello che Maria Letizia diceva sul compenso che viene oggi dato ai congedi parentali, che è ancora minimo, è pochissimo, il 30% non aiuta, non invita la componente maschile delle famiglie a prendere il congedo, piuttosto la delega a chi ha un lavoro magari più debole o meno pagato, come avviene ancora in questo paese. Avete previsto quindi qualche integrazione, essendo una proposta integrata, abbiamo capito oggi, nelle sue diverse, in tantissime parti? Sì, sicuramente sapete che il governo e il Parlamento stanno lavorando sull'intero arco di politiche di sostegno alla natalità e alla genitorialità. Il tutto, il ministro Bonetti, la ministra Bonetti l'ha definito come Family Act. Allora, noi abbiamo approvato, appunto, e approveremo in via definitiva al Senato entro poche settimane, l'assegno unico, e che quindi diciamo, non sarà più trattato nel Family Act che è stato approvato in Consiglio dei Ministri, e che quindi si occuperà delle altre questioni di cui oggi abbiamo parlato, e in particolare il sostegno ai servizi per i figli, a cominciare da quelli per la prima infanzia fino ad arrivare ai servizi per l'adolescenza. Si occuperà di congedi parentali, si occuperà di incentivazione del lavoro femminile e si occuperà appunto anche di conciliazione dei tempi. Quindi le questioni che in modo molto brillante prima la professoressa Tanturri ha rappresentato in qualche modo sono oggetto di proposte che sono in discussione in Commissione Welfare proprio in queste settimane, quindi io vi sto partecipando e diciamo molte delle questioni che avete introdotto e anche ben illustrato, anche argomentato, sono dentro le proposte che il Parlamento si accinge a discutere su un testo che appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato a fine dello scorso anno. Quindi anche queste misure sono fondamentali allo stesso modo e diciamo si conciliano, ecco, sono complementari all'assegno unico. Senza queste misure l'assegno unico è evidentemente monco, sicuramente, e viceversa. Insomma, io penso che l'assegno unico tra tutte le misure sia quella più importante, ma ce ne sono altre sicuramente di rilievo che vanno perseguite. Il congedo parentale in particolare, ma le altre cose che ho detto, anche il potenziamento in generale delle forme dei congedi,
la maggiore copertura del congedo parentale per evitare che sia larga parte a carico di chi ne beneficia, l'incentivazione al part-time, che sia maschile o femminile, insomma. Quindi io per esempio ho presentato un disegno di legge su misure per redistribuire il lavoro, e una delle misure, spero che possa essere, al momento è solo una proposta, considerata, è che ci possano essere delle forme di incentivo al passaggio al part-time, purché sia volontario, con un abbattimento del carico previdenziale per i datori di lavoro, e anche con una contribuzione che in parte andrebbe anche a vantaggio del lavoratore, che evidentemente guadagnerebbe di meno, ma avrebbe almeno in parte un ristoro per la scelta di riduzione dell'orario di lavoro. Quindi bisogna lavorare anche su questo. Il modello, quello danese se non ricordo male, o olandese, quello che prima citava Giampiero dalla Zuanna, cioè dell'1,5, ecco, di un reddito e mezzo in famiglia, potrebbe essere anche una soluzione sicuramente non obbligatoria, ma da incentivare. Quindi penso che la strada in questo caso sia quella di favorire con incentivi economici, non per legge, il part-time volontario, magari potendolo appunto gestire con flessibilità rispetto ai tempi dei figli, quindi la possibilità anche di poter rientrare ad un orario maggiore nel momento in cui i figli sono più grandi, naturalmente con la libertà per i genitori di poter decidere quando rientrare. Questo potrebbe essere sicuramente una strada importante e cerchiamo di considerarla. La ringrazio anche perché abbiamo considerato che questa riflessione potesse essere davvero la chiusura un po' del cerchio, che ci permette di poter dire di aver analizzato il problema in quanto tale per rappresentare oggi un problema strategico in questo paese e nel mondo, ma anche perché abbiamo individuato già delle direttrici sulle quali l'iniziativa e le agende sociali, politiche della regione piuttosto che del paese possono muoversi nei prossimi tempi con urgenza. Chiedo solo se c'è qualche domanda, perché ho visto un po' di collegamenti prima di chiudere davvero con dei ringraziamenti e una battuta. Se Giorgio vuole portare anche un contributo, vi chiedo. Non ci sono altri interventi, se no aspetto un attimo, però volevo dire due parole intanto per ringraziare tantissimo tutti i relatori che hanno dato, ben coordinati da Lorenza, hanno dato veramente un quadro completo, originale, stimolante, insomma, di quanto questo argomento sia da un lato strategico e dall'altro ormai ineludibile, insomma, per quanto riguarda il nostro paese, visti gli andamenti che venivano ricordati. Ringrazio particolarmente Stefano, l'onorevole Stefano Lepri, con il quale abbiamo lavorato, insomma, insieme con Giampiero, per l'abnegazione veramente forte che ha messo su questa materia. Quando si remava, la scorsa legislatura si remava anche un po' controcorrente su questo tema, c'erano difficoltà enormi perché la situazione economica allora non permetteva tante soluzioni, diciamo, forti, però insomma la determinazione ha permesso anche di avere adesso uno strumento sicuramente importante nel suo effetto domino che avrà, anche nel senso che riuscirà a mettere in moto tante altre politiche che vanno ovviamente costruite. Parlava prima da Giampiero dei temi che si aprono con questa proposta. Sicuramente quello della ripartizione anche dei tempi di lavoro è un tema fondamentale, secondo me. Cioè bisognerà, adesso tra l'altro lo stiamo vedendo anche in un'altra prospettiva dopo il Covid, con il tema anche dello smart working, no? Che ha una dimensione abbastanza analoga, anche se presenta tante altre implicazioni. Negli anni 90 il premier olandese, che ebbe questa idea di fare la proposta di uno stipendio e mezzo, risolse un problema drammatico di disoccupazione che si stava allargando in Olanda. Vi ricordate la crisi dei primi anni 90
che aveva colpito tutta l'Europa, in Olanda aveva veramente travolto i tassi di partecipazione al lavoro, perché erano... E quindi questa idea di costruire, quindi lì ha risposto soprattutto al problema dell'occupazione, ma è un'ottima possibilità anche per rispondere al problema della sostenibilità poi per una famiglia di avere figli, perché chiaramente in questo caso si guadagna un po' di tempo e si mantiene anche un reddito. E l'altro problema è quello dei servizi, cioè la riforma deve stimolare un'offerta di servizi, la riforma dell'assegno unico, dando possibilità alle famiglie di acquistare servizi, ovviamente possibilmente di carattere universale, come possono essere, no, le scuole materne, scuole dell'infanzia, eccetera, 0-6 che vanno sviluppate, ma anche facendo crescere anche servizi, diciamo, di altra natura, come ci sono già in Italia in alcuni modelli, penso all'Alto Adige, ma penso anche a modelli di altri paesi. Quindi è una riforma, secondo me, che veramente sblocca la situazione. È una situazione che dovrà diventare via via più dinamica anche su altri terreni, ma va nella direzione giusta. E come sempre in Italia, io credo, ha fatto bene a ricordare Stefano che ha un carattere di sistema questa riforma, perché l'ha paragonata a quella, insomma, della riforma agraria, la riforma sanitaria, cioè perché porta a cambiare anche proprio i parametri della situazione, cioè mettere in campo su parametri nuovi politiche che andranno poi a integrare la scelta di fondo, che è quella di avere queste maggiori risorse. Poi accanto alle maggiori risorse bisogna mettere tutte le altre cose che non sono state dette. Ecco, io credo, e quindi veramente ringrazio tutti quanti, perché se lo slogan di questo festival è sostenibilità, è ora di agire, ecco, adesso abbiamo, come dire, su questo terreno, che è uno dei principali, anche perché, come dicevamo prima, interseca parecchi obiettivi dello sviluppo sostenibile, non l'abbiamo detto e lo ripetiamo, sicuramente l'ora di agire adesso si può cominciare anche a praticare concretamente nelle comunità a livello nazionale, con le politiche che vengono dalle leggi nazionali, ma anche poi con azioni concrete nelle regioni. Per esempio ci sono esempi anche in Italia, citava prima giustamente dalla Zuanna, che ci sono paesi che con le riforme sulla natalità hanno cambiato gli indici, no, di fecondità, gli indici di natalità, nel caso della Germania ma anche della Francia, come veniva detto. In Italia ci sono anche esempi di regioni che hanno fatto delle politiche più dedicate e che hanno migliorato, quindi c'è uno spazio di azione anche a livello regionale, a livello territoriale. Ecco, io credo che il compito anche di questo festival, di queste associazioni sulla sostenibilità, è proprio quello di incentivare, stimolare fortemente legislatori, istituzioni, tutto il mondo, diciamo, anche che ha un ruolo nella società, un ruolo collettivo, davvero a percorrere questa strada con forza e con grande impegno. Quindi veramente grazie a tutti per la partecipazione. L'associazione è veramente grata nei vostri confronti, perché avete dato materiale sul quale insieme sviluppare queste nuove politiche per una sostenibilità anche umana, oltre che economica e ambientale e sociale, come abbiamo detto, che è il fattore decisivo anche per il nostro futuro. Grazie soprattutto a Matteo, a Stefano Lepri, ma grazie a tutti quanti. Grazie a voi. Grazie a tutti, anche a Matteo che ci ha supportati su questa difficile impresa. Grazie. A presto allora. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti.